Bene, ci troviamo nella sede regionale della Coldiretti Veneta con il suo presidente Giorgio Piazza. L'argomento di un incontro che c'è stato con la stampa riguarda le disfunzioni, i ritardi, soprattutto nei pagamenti e comunque la mancanza di rapporti diretti tra quello che è l'organismo pagatore regionale ed il pubblico, cioè gli agricoltori. Vorrei sapere adesso da parte del presidente Piazza che cosa è nato da questo incontro, questo confronto di stamattina per migliorare le cose. Noi abbiamo avuto precedentemente alla conferenza stampa un incontro con i vertici di Avepa, che è l'organismo pagatore regionale presso la nostra giunta, e abbiamo prospettato, in funzione poi delle criticità che incontriamo a livello provinciale, delle varie province del Veneto, tutte le problematiche le abbiamo prospettate al direttore Luciani. Abbiamo ricevuto piena adesione alle nostre istanze, perché crediamo che lo spirito sia quello giusto, quello che ha ispirato la Costituzione e dell'organismo pagatore e di riflesso dei CA, cioè dei centri di assistenza aziendale delle organizzazioni sindacali, cioè che ci sia un rapporto di partnership tra attori del sistema e non un rapporto cliente-utente con la pubblica amministrazione. Questo sarebbe deleterio soprattutto per i risultati economici delle nostre imprese. A proposito di rapporto, voi avete chiesto anche l'apertura di uno speciale portello. Sì, c'è una problematica particolare che è legata alle pratiche parzialmente erogate o quelle non addirittura pagate, che ci sia l'apertura quindi di un back office, cioè di un ufficio che si occupi del passato, del pregresso e che dia ampia soluzione a queste problematiche, che sono problematiche che poi si scaricano su parecchie migliaia di aziende che qui in Veneto che si sono accumulate nei 4 anni di attività di Avepa. La questione dell'efficienza e della spendibilità dei contributi che a diverso titolo avvengono in agricoltura fanno capo nel Veneto un organismo specifico che si chiama Avepa, Agenzia Veneto per i pagamenti nell'agricoltura. Benissimo, allora lei oggi ha avuto un confronto con l'organizzazione della Coldiretti a proposito di sveltire le cose, di garantire efficienza, di dare le possibilità di arrivare agli agricoltori i pagamenti in maniera sollecita. E cosa può dire a proposito del confronto che avete avuto con il dottor Piazza, Presidente? Il confronto è stato come sempre molto positivo nel senso che ci siamo detti giustamente da una parte e dall'altra le eventuali esigenze, le eventuali disponibilità a superare dei momenti critici che chiaramente ci sono proprio perché siamo gestori di grosse somme che vengono dalla Commissione europea, dalla Comunità europea, a fronte di un sistema importantissimo come quello dell'agricoltura veneto, che è uno dei primi in Italia, chiaramente gli interventi sono importanti. Di conseguenza, come ci chiede continuamente la Commissione europea e la Corte dei Conti, le attenzioni devono essere continuamente allertate. Direttore, senta, allora possiamo dire della possibilità che c'è in futuro di migliorare le cose in maniera che le aziende siano, come dire, più pronte nel ricevere le vostre erogazioni, e poi se può darci una cifra dell'importo totale che interessa l'agricoltura veneta di provenienza nazionale e comunitaria. Certo. Allora, noi ci stiamo dotando con le forze che abbiamo di migliorare il sistema, stiamo migliorando i sistemi informatici che chiaramente il paradosso, migliorare il sistema informatica significa anche avere più notizie. Avere più notizie significa forse aumentare la burocrazia, ma non è così, perché lo scotto che paghiamo adesso per monitorare il sistema, per renderlo più efficiente, si spera che poi nel prossimo futuro dia questi risultati migliori. Effettivamente le cifre, come abbiamo detto, sono importanti. Noi come domanda unica siamo sull'ordine dei 350 milioni, diciamo all'anno. Nel totale l'erogato di Avepa si avvicina ai 500-600 milioni di euro all'anno, dunque vuol dire che le cifre sono importanti, le realtà aziendali in Veneto sono tantissime perché siamo quasi a 150.000, dunque ci sono pochissime realtà in Italia con questi numeri. Effettivamente tutto questo richiede da parte nostra l'attenzione per erogare bene, non c'è dubbio, però ci chiede anche da controparte la Commissione europea erogare
con molta attenzione di non fare errori. Grazie al direttore di Avepa Veneto Fausto Luciani e qui dalla sede Coldiretti di Mestre a livello regionale vi salutiamo, restituiamo la linea alla regia. Grazie, buongiorno. Grazie a lei.